Filippesi, capitolo 1. Indirizzo e salute. Paolo e Timoteo, che servono a Gesù Cristo, scrivono a voi che state in a chiesa Filippo, insieme a tutte le vescovi e diaconi che stanno là. Dio che il Padre nostro e Gesù Cristo, che è il Signore nostro, vi regnesse tutta la grazia e tutta la pace. A preghiera. Ogni volta che mi ricordo di voi, ringrazio Dio mio, chi ne priezza, sto pregando per voi, perché inviterate una mano per far spandere il Vangelo a chi il primo giorno insina oggi. Io sono sicuro che Dio, che ha cominciato in mezzo a voi che la fatica è buona, la porterà pure alla finitura per quando arriverà il giorno del Signore. È giusto che pensate così, e voi, perché vi tengo sempre in cuore mio. Tutto quanto voi state pigliando parte insieme con me, che è la razza che Dio ha dato a me, che la razza fa spandere sempre più che la parola di Gesù Cristo. Non solo quando ero libero, ma pure mo che sto in galera. Dio è testimone di tutto l'amore che porta per voi, che ha radicato in l'amore di Gesù Cristo. E tutti i giorni sto domandando a Dio che l'amore vostro potesse crescere sempre più, in la conoscenza, in il giudizio, perché potesse sapere pigliare sempre decisioni giuste e sante. A così, quando arriverà quel giorno che sarete giudicati a Cristo, vi potrete presentare innanzi a Esso senza peccato e nessuno potrà dicere una cosa storta contro voi. Tanto sarete trovati chini in tutte quelle opere buone che Gesù Cristo sta facendo in da voi, per tutta la gloria e l'onore di Dio. La situazione personale di Paolo. Io desidero che voi sapesse questa cosa. La situazione dove mi trovo è diventata un'occasione buona per far conoscere il Vangelo. Ma tutto quanto che stanno in l'operatore e a fuori sanno che io mi trovo in galera per mezzo di Gesù Cristo. La maggior parte dei frati hanno avuto una fede ancora più rossa in il Signore, proprio perché io sto in un carcere e stanno predicando che la parola è di con più coraggio e prima e senza sapere paura. Certo, è vero, stanno predicando Cristo solo per gelosia e per si mettere a guerriglia contro me. Tutto il lato invece lo stanno facendo con franchezza. Cristo lo stanno facendo per l'amore, sapendo che mi trovo qua dentro per difendere la parola del Signore. Chi lato invece, chi ne mira, non stanno predicando Cristo con franchezza e pensano a così e fa granire tutte le malapatenze mie, mo che sto incatenato. Ma che me ne importa? Perché o per miri o per franchezza è sempre una cosa buona che Cristo me ne ha fatto conoscere. E vi posso assicurare che sono contento di questo e voglio continuare a essere contento. Sacci pure che tutto quello che mi sta succedendo servirà per la salvezza mia, perché voi state pregando per me e lo Spirito di Cristo mi sta aiutando. Perché se sto aspettando con pazienza e sono sicuro che non sarà sprevugnato. Anzi, tengo una fiducia così rossa che pure mo Cristo continuerà a fatica con tutta la potenza sua, servendosi a me, come ha fatto sempre insieme a me. Tanto se mi facesse campare, che se mi facesse morire. Sentimento e speranza. Per me campare è Cristo e morire non guadagna. Ma se la vita mia può essere ancora buona, per la fatica mia apostola, io non saccio manco che avessi a scegliere. Perché mi trovo in stretto, in mezzo a due desiri contrastanti. A una parte desidero rilassare questa vita per stare insieme con Cristo. E questa sarebbe certamente per me la cosa più meglio. A una parte, invece, è assai più chi ne profitta per me se io continuassi a campare in coppa a sta terra. Per conto mio sono sicuro che resterà ancora in coppa a sta terra e continuerà a rimanere insieme con tutto quanto voi, per vi aiutare ancora, per far provare tutta quella prezza che viene dalla fede. E così potrete avere un motivo in più per regnare eroe a Gesù Cristo, quando tornerà una volta in mezzo a voi. A preservanza. In ogni maniera sforzatevi a campare in da chiesa con una maniera digna, mettendo in pratica tutto il Vangelo di Gesù Cristo. Può essere pure che io potessi venire in mezzo a voi e potesse pure vedere, e può essere che avesse le notizie vostre sulla lontana. Quello che succede. Io mi auguro sempre di sentire a voi che state campando uniti con la fermezza in lo stesso spirito e che state combattendo tutti insieme perché la fede che viene dal Vangelo di Cristo. Non vi lasciate mai fare roschiando innanzi a tutte le contrarie vostre. Questo coraggio vostro sarà per loro una prova certa che loro si stanno incamminando per gli affermare rittri in da ruina. Per voi invece sarà la prova della salvezza vostra e tutto questo viene a Dio. Isso non solo ha fatto capace di credere in Cristo, ma pure malapate insieme con isso e per isso. State sostenendo lo stesso combattimento che ha già sostenuto io e che sto ancora sostenendo, come già sapete buono.